Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Identificato l'autore della sparatoria di Palermo, è un trentenne dello Sperone. Intanto si indaga per scoprire l'autore dei 14 colpi esplosi contro un'abitazione allo Zen. Medici e veterinari, sciopero per un giorno, l'allarme dei sindacati. Centinaia di nuove attrezzature restano inutilizzate. La giornata internazionale dei migranti a Lampedusa, il presidente della Croce Rossa Italiana Valastro: da soli non si può fermare il fenomeno. A Catania l'albero della sicurezza per ricordare gli incidenti sul lavoro. Sono stati 6.000 in 10 mesi nella sola provincia etnea. Caschi antinfortunio al posto delle palline. Gli studenti di Agrigento ricordano Peppino Impastato, ucciso dalla mafia. In teatro anche l'attore Tony Sperandeo. Non vedo in giro nessuno come lui. Il no all'accorpamento dell'Istituto Aeronautico Ferrarin di Catania con l'Istituto Nautico. Oggi la protesta di alunni, docenti e famiglie. In Sicilia cantieri per 17 miliardi di euro, secondo il presidente di RFI Lo Bosco. La rete ferroviaria è modellata per realizzare il progetto del ponte sullo Stretto. Ha un volto l'autore della sparatoria di via La Lumia a Palermo, è un trentenne dello Sperone. Il video della rissa era diventato virale. Marco Gullà. Un video divenuto virale, un uomo che al culmine di una rissa in via La Lumia a Palermo spara dei colpi di pistola in aria. Dopo 8 giorni da quell'episodio, i carabinieri hanno identificato l'uomo che ha fatto fuoco. A sparare almeno 7 colpi di pistola tra tanti giovani che scappavano è stato un trentenne del quartiere Sperone. L'uomo avrebbe precedenti per rapina. I carabinieri gli hanno dato un nome da giorni e ora stanno ricostruendo il ruolo delle altre persone che hanno partecipato alla rissa sfociata nelle pistolettate. A scatenare il folle gesto sono stati dei futili motivi. È stato possibile identificare l'uomo attraverso una disamina delle immagini di videosorveglianza della zona in cui è scoppiata la rissa. Colpi di pistola che sono stati sparati anche nel quartiere Zen, ben 14 contro la porta di un'abitazione al terzo piano in via Costante Girardengo. In casa c'era un nucleo familiare e non ci sono feriti. Un fatto simile era accaduto 2 mesi fa, precisamente il 22 ottobre, sempre ai danni della stessa palazzina dello Zen. Quella volta i colpi d'arma da fuoco, 6 in totale, ne avevano contati gli investigatori, erano stati sparati contro l'abitazione di Gaetano Giampino di 79 anni. I proiettili erano finiti in parte contro il muro dell'abitazione, altri erano entrati in casa dalle finestre. Si indaga sulla morte del senza tetto originario del Ghana, Christian Boateng, trovato morto il 28 ottobre scorso a Palermo. Le ferite potrebbero essere compatibili con un'aggressione e testimoni avrebbero raccontato che qualcuno importunava il clochard. L'uomo voleva tornare in Ghana dalla sua famiglia, ma lo scorso giugno era finito in coma all'ospedale dopo essere stato aggredito a sprangate. Oggi lo sciopero dei medici che chiedono più fondi e attenzione alla categoria, quasi 300 soltanto in Sicilia, i nuovi strumenti acquistati che rischiano di non essere utilizzati per carenza di personale. Francesco Aloi. La sanità pubblica è in emergenza ed ha bisogno di aiuto. È il grido di allarme che arriva da chi lavora in corsia. Dopo la mobilitazione dello scorso 5 dicembre, oggi si torna in piazza. Dopo 25 anni di sottofinanziamento del sistema sanitario nazionale non abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo. Sottopagati e stressati, medici e operatori sempre più spesso lasciano la sanità pubblica per quella privata. In tutta Italia restano fermi per un giorno. L'obiettivo è quello di fare capire al governo l'importanza del sistema sanitario nazionale, colpito secondo loro anche dalla manovra 2024. Non ci sono risorse per il sistema sanitario che è stato depredato negli ultimi 25 anni, non abbiamo una riga sulla stabilizzazione e sulle nuove assunzioni e la maggior parte delle risorse vengono convogliate sul sistema sanitario privato.
Con il PNRR si acquistano nuovi strumenti, ma senza personale non possono entrare in funzione. E così in Sicilia sono quasi 300 quelli che rischiano di restare spenti. È un lunedì nero per la sanità pubblica. Con questo sciopero rischiano di saltare migliaia e migliaia di interventi chirurgici, reparti più vuoti e ancora meno personale. Quello che si sta vivendo per un solo giorno, però, potrebbe diventare la dura realtà del prossimo futuro. Abbiamo quasi 7 milioni di persone in povertà sanitaria. Dobbiamo stare in allerta e continuare a difendere un sistema sanitario pubblico universale. 2 volontari del 118, un uomo ed una donna, stamane a Catania sono stati aggrediti mentre erano in servizio. I 2 erano stati allertati per la presenza di un uomo in stato di alterazione a bordo di un autobus. Arrivati in via Cifali, l'uomo è andato in escandescenza aggredendo i soccorritori. Il volontario ha riportato la frattura di un dito, l'autista ha subito un trauma cranico. Oggi la giornata internazionale dei migranti. Il presidente della Croce Rossa Italiana, Valasso, ha tracciato da Lampedusa un bilancio dell'azione, ribadendo che da soli non si può fermare il fenomeno. Laura Spanò. Sono oltre 2.250 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo centrale quest'anno, un numero drammatico e che dimostra che non si fa abbastanza per salvare vite in mare. L'ultima tragedia 2 giorni fa è costata la vita a 61 persone. L'altro dato riguarda le accoglienze, si parla di oltre 78.000 persone accolte da giugno ad oggi a fronte di circa 1.900 sbarchi. E oggi sull'isola è arrivato anche il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro. È una giornata intensa, perché una giornata in cui vogliamo porre l'accento su quello che è stato l'impegno umanitario della Croce Rossa Italiana durante questo 2023. Vogliamo ancora una volta sottolineare l'umanità e la dignità delle persone migranti e anche ringraziare le volontarie e le volontari, gli operatori che si sono succeduti qui dall'1 giugno e anche prima. La giornata internazionale del migrante sull'isola viene vissuta nel rispetto di queste persone che affrontano il Mediterraneo, conoscendo il pericolo a cui vanno incontro e il rischio di non toccare mai terra. Ovviamente la Croce Rossa si occupa di umanità, di tutela dell'umanità, però ci rendiamo perfettamente conto che c'è un tema sulla sostenibilità e sulla gestione del fenomeno migratorio. Abbiamo sempre sostenuto che la gestione del fenomeno debba essere fatta dalle organizzazioni internazionali e dagli stati nel loro complesso e non può essere una questione che può essere risolta soltanto da un governo o da uno Stato. Questo credo che sia importante, perché o si gestisce il flusso o si verrà gestiti dal fenomeno migratorio. L'Italia dal canto suo ha cercato di assicurare umanità in termini di accoglienza, però è evidente che non può fare nulla nel bloccare da sola quelli che sono i numeri o nel cercare di evitare quelle che sono tragedie del mare. Un albero di Natale fatto con i caschi anti-infortunio. L'obiettivo è sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro. I dati INAIL sono impietosi. A Catania registriamo quasi 6.000 denunce di infortunio nei primi 10 mesi dell'anno. Senza lavoro non si vive, ma di lavoro a volte si muore o si finisce in ospedale con gravi conseguenze per la salute. Nei cantieri siciliani si investe poco in sicurezza e la mancanza di ispettori fa il resto per un'emergenza che non può e non deve passare inosservata. Un messaggio forte e chiaro arriva però da Catania, dove è stato realizzato un albero di Natale con decine di caschi anti-infortunistici montati nel cantiere Parcheggio Sanzio. L'obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni perché i numeri dell'INAIL sono impietosi. Non possiamo dimenticare che dietro ogni infortunio c'è una famiglia. Su questi numeri quanto pesa l'assenza di un certo numero di ispettori? Sicuramente la forza della vigilanza è importante come deterrenza sul fatto che debbano essere effettuati controlli sicuramente maggiormente incisivi ed efficaci, ma noi non possiamo parlare di controlli se non facciamo un investimento nella cultura della sicurezza che deve partire dalle scuole, ma deve diventare un comportamento quotidiano per ciascun cittadino. L'installazione dell'albero per la sicurezza è una iniziativa nazionale promossa dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro ed ANCE. Rappresentano proprio le vittime che ci sono state, che ci sono dovute agli infortuni sul lavoro oppure anche gli infortuni gravi che molte volte succedono. Ci teniamo come ANCE Catania a tenere alta l'attenzione e sensibilizzare sulla cultura
per la sicurezza sul lavoro. L'iniziativa è basata sull'idea progettuale dell'artista Francesco Sbolzani. Al Teatro Pirandello di Agrigento gli studenti hanno ricordato il sacrificio di Peppino Impastato, vittima cinisi della mafia. C'era anche l'attore Tony Sperandeo. Davide Sardo. Matinè per le scuole al Teatro Pirandello di Agrigento dedicato a Peppino Impastato, giovane siciliano che ha combattuto la mafia a Cinisi, piccolo paesino della provincia di Palermo. Un incontro per far conoscere ai più giovani la figura di Peppino, schiena dritta, attaccato ai valori e innamorato della sua terra. L'iniziativa, intitolata Scuola e Legalità, il sogno di Peppino Impastato in una terra libera dalle mafie, è stata aperta dalla proiezione di alcune scene del film I 100 passi, ovvero la distanza a Cinisi tra la casa di Peppino e la casa del boss Tano Badalamenti, che ordinò il suo omicidio il 9 maggio del 78. Poi l'incontro dibattito con l'attore Tony Sperandeo, che nel film interpreta il personaggio di Don Tano Badalamenti. Per questo ruolo Sperandeo ha vinto il Davide di Donatello come miglior attore non protagonista. Se io guardo il futuro dei giovani, io di Peppino Impastato non ne vedo. Che avanti si va peggio è, perché i giovani sono un po' diversi. Oggi nascono con il telefonino, prima di dire mamma ti dicono telefonino, social e tutte queste cose. E dispiace perché Peppino è stato un esempio. Personaggi come Peppino Impastato fanno della vita dei siciliani in particolare, come vi posso dire, una lezione, un esempio di lotta contro qualcosa che ancora non si è completamente sconfitta. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di vivere un momento di crescita e sensibilizzazione, ripercorrendo la vita, le azioni che smuovono le coscienze, le speranze di cambiamento che Peppino Impastato portò avanti con straordinario coraggio. A Catania oggi la protesta contro l'accorpamento dell'aeronautico Ferrarin con l'Istituto Nautico. Perdiamo fondi regionali per la nostra formazione e la denuncia di studenti, docenti e genitori. Giusy Lazzara. Stanno suonando, stanno facendo una manifestazione proprio qui in mezzo alla strada. Sono gli studenti del Ferrarin che si oppongono all'accorpamento del loro istituto. Abbiamo dei fondi regionali stanziati unicamente per noi, quindi abbiamo la nostra gestione dei nostri progetti, qui questa cosa poi non è assicurata nel caso in cui si accorpi la scuola stessa. San Giovanni Calermo è una zona molto malfamata, diciamo, dove la mafia è molto presente nel territorio. La nostra scuola è un'oasi, possiamo dire, dove all'interno non circola droga, non ci sono scippi, non c'è niente. Nell'ultima consulta provinciale che riunisce sindaci della provincia di Catania e presidi, per il Ferrarin e le caratteristiche che lo differenziano dagli altri indirizzi non era previsto alcun accorpamento. Hanno detto che sono 400, in realtà questi ragazzi sono più di 565. Questo accorpamento porterebbe a questi ragazzi veramente la distruzione dei loro sogni. Io sono un genitore, rappresento tutte le famiglie, in questo momento sto rappresentando 600 famiglie. Una novità che non piace anche agli insegnanti e al personale amministrativo, che dovrebbe essere spostato in altre sedi. L'Istituto Ferrarin è riuscito per 54 anni a mantenere la sua autonomia, quindi annualmente arrivano dei fondi che il Ferrarin può rivolgere direttamente ai ragazzi per le attività di volo, per esempio, che li porteranno poi ad avere il primo brevetto alla fine dei 5 anni. Sul piede di guerra anche il sindacato degli insegnanti Gilda, che ha chiesto l'intervento del presidente Schifani. Esami e corsi di studio mai sostenuti. Dopo anni di indagini dalla Digos, la Procura di Agrigento ha chiesto 30 rinvii a giudizio. Avrebbero concorso nella falsificazione dei registri delle presenze e dei verbali degli esami, che non si sarebbero mai svolti. Dopo 6 anni di indagini della Digos, la Procura di Agrigento chiede 30 rinvii a giudizio. Alle persone sospettate sono stati intercettati i telefoni e sono state piazzate delle microcamere che hanno ripreso quanto avveniva nei locali della scuola paritaria Atena di Agrigento.
Il procuratore Giovanni Di Leo ed il pubblico ministero Gloria Andreoli in particolare vogliono mandare a processo il preside dell'Atena Agrigento Angelo Sciandra, personaggio chiave dell'inchiesta, e altri 29 fra docenti e alunni. Tra gli imputati compare anche l'attuale presidente del Consiglio Comunale di Agrigento Giovanni Civiltà in qualità di docente della scuola. La prima udienza preliminare è stata fissata il prossimo 12 febbraio davanti il GUP Giuseppe Miceli. Le accuse a vario titolo sono falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e falso in atto pubblico in concorso. Una delle contestazioni riguarda lo svolgimento dell'esame di ammissione alla classe quinta il 19 agosto 2017. Per gli inquirenti in quella data non soltanto non ci sarebbe mai stata nessuna prova, ma gli studenti ammessi non avrebbero neanche avuto i requisiti necessari per parteciparvi. La Procura di Agrigento contesta anche, tra maggio e giugno di 6 anni fa, la falsificazione dei registri di classe e dei corsi di ragioneria. Per gli inquirenti, in particolare, sarebbe stato attestato in modo irregolare e non corrispondente alla verità la presenza di docenti e alunni presso le aule di lezione per l'intera durata dei corsi. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio. La coalizione delle imprese del territorio stamane ha abbandonato la sala del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Catania dopo che durante un incontro non è stata ammessa a parlare dal commissario camerale Antonio Belcuore. La coalizione voleva ribadire quanto già espresso più volte al ministro delle imprese Adolfo Urso, e cioè che si vuole dotare della propria Camera di Commercio. In Sicilia cantieri per 17 miliardi di euro. RFI allontana le polemiche e mette a tacere detrattori del ponte sullo Stretto. Secondo il presidente Lo Bosco, la rete ferroviaria infatti è modellata proprio per realizzare la mega opera. Tonino De Mana. La rete ferroviaria è modellata per il ponte sullo Stretto. RFI fuga ogni dubbio e mette a tacere anche i detrattori del ponte che da anni puntano il dito contro l'inutilità della mega opera se non supportata da un adeguato sistema ferroviario. Dario Lo Bosco, presidente di RFI e coordinatore del polo infrastrutture del gruppo FS, intervenuto in una convention a Trapani, ha illustrato un piano dettagliato delle opere, allontanando le polemiche per la destinazione dei fondi e la compartecipazione della regione siciliana, che stava per sfociare in uno scontro istituzionale sull'asse Roma-Palermo. Abbiamo in corso cantieri in tutta Italia per 44 miliardi di euro, di cui 17 miliardi in Sicilia, ha detto Lo Bosco. Stiamo intervenendo sulla Palermo-Catania-Messina, portando la velocità massima a 250 km/h in alcuni tratti, ma in funzione del ponte sullo Stretto stiamo già progettando la revisione dell'intera linea per ottenere questa velocità sull'intero percorso. Intanto sono stati avviati i cantieri WeBuild per gli scavi sulla tratta Fiumefreddo-Taormina-Letojanni, parte del progetto di potenziamento della linea ferroviaria ad alta capacità Palermo-Catania-Messina. La nuova linea, finanziata anche con fondi PNRR, ridurrà i tempi di viaggio a 2 ore tra Palermo e Catania, 60 in meno rispetto ai tempi attuali, e 45 minuti tra Messina e Catania. Siamo partiti con la misura che prevede lo sconto sui prezzi dei voli aerei per i residenti in Sicilia. Nulla vieta che in futuro si possa estendere anche ai siciliani non residenti, lo ha detto il governatore della Sicilia Renato Schifani. E intanto la polizia lancia la campagna per un Natale sicuro e fornisce consigli utili per evitare le truffe. Ascoltiamo. Tradizionalmente è il periodo in cui si pagano le cosiddette tredicesime e ancora c'è qualche anziano che magari preferisce avere del denaro contante a casa e non nell'istituto di credito piuttosto che all'ufficio postale, e quindi appena viene depositato il denaro sul libretto piuttosto che sul conto corrente si reca in questi uffici per prelevare. Il consiglio qual è? Sicuramente quello di farsi accompagnare, fare attenzione che non ci possa essere qualcuno che ti segua nel caso in cui dovesse seguirti, chiamare immediatamente il 112. Tanti sono i consigli che vengono dispensati col vademecum dalla persona che, se magari sempre in questo periodo, ma vale per tutto il tempo, dovesse essere scippata di non opporre resistenza, pena delle conseguenze gravi da un punto di vista fisico. Assistiamo ad un momento in cui si parla di passaggio da un mercato tutelato a un mercato libero per quanto concerne i servizi di energia elettrica e gas. Anche in questo caso
probabilmente ci saranno più tentativi di truffe, tentativi da parte di persone, diciamo, che si presentano dietro la porta di casa. Diffidiamo, gentilmente decliniamo l'invito ad aprire la porta, magari chiamiamo le forze di polizia o un parente, qualcuno, eventualmente se poi sarà un addetto ritornerà magari qualificandosi, facendosi magari riconoscere. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. A Potenza, terzo risultato utile consecutivo per il Messina che venerdì prossimo, nell'ultima gara dell'anno, riceverà al Francoscoglio la visita del Monopoli. Sergio Colosi. Da Potenza il Messina è tornato con un punto cercato e meritato per proseguire la miniserie di risultati positivi, mantenersi in zona play-out e a distanza di sicurezza dall'ultimo posto, riuscendo anche per la terza volta a non subire gol. Prestazione in chiaroscuro, bene la fase difensiva, male l'attacco, quasi mai pericoloso. Soddisfatto il terzino Giuseppe Salvo. Non è facile venire qui a Potenza e strappare un punto, anche perché sappiamo che loro sono una grande squadra che non merita questa posizione, quindi venire qui e fare questo punto chiaramente ci serviva per dare continuità alle 2 vittorie che abbiamo fatto e quindi è un buon risultato chiaramente. A Potenza Modica ha impiegato nel corso della gara 3 messinesi, oltre a Salvo il capitano Ragusa è Giunta, subentrato nel finale. Siamo un bel gruppo, abbiamo passato un momento difficile e credo che ci siamo tirati fuori dopo questo pareggio e adesso cerchiamo di chiudere al meglio il girone d'andata facendo la partita contro il Monopoli. E per quanto riguarda me stesso, ripeto, io quando il mister mi chiama in causa cerco di fare quello che mi chiede. Venerdì contro il Monopoli il Messina avrà l'attacco più spuntato del solito, perché alle innegabili difficoltà di segnare si aggiungeranno le assenze nel reparto di Plescia, che a Potenza si è fratturato la falange del dito medio della mano sinistra, e dello squalificato Emmausso. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.